Carissimi amici, un saluto grande, un saluto a tutti voi di una buona giornata. Ecco, mi trovo a Gemona del Friuli, dove c'è la comunità degli Stimatini. Ebbene, sono venuto oggi in questa zona più alta di Gemona. Si chiama Via Gleseute. Il quartiere è quello di Stalis. Come vedete, ecco, siamo ormai verso la fine del mese di ottobre. Ebbene, sono venuto qui per un motivo molto importante. Ecco, anzitutto diciamo subito che verso la fine della via Gleseute c'è questo centro ricreativo chiamato Laser di Stalis. È un centro molto importante per i giovani, per gli alpini, per tutte le persone. E quando c'è la festa della chiesetta, che fra poco vedremo, appunto intitolata La Madonna della Pace, ecco la festa, il 2 luglio, lo celebriamo proprio qui, prima con la messa e poi con un momento di agape fraterna. E c'è un bellissimo cielo limpido in questa giornata di fine ottobre, in questa nostra zona molto bella, pieno di verde, pieno di alberi. Oggi c'è anche un'arietta gentile che ci accompagna. Ed ecco tutta la zona, siamo verso la fine della via Gleseute e troviamo qui appunto le grandi montagne, il Quarnan e il Champon. Ma soprattutto ecco la facciata della chiesetta. Si chiama appunto Gleseute, che vuol dire piccola chiesa, ed è dedicata alla Madonna della Pace. Ed ecco l'interno della chiesetta Madonna della Pace. E qui abbiamo delle persone, come vedete. Oggi non c'è la messa perché non è sabato, però sono venuti i tecnici di Radio Maria perché tra qualche giorno abbiamo un collegamento con Radio Maria proprio da qui, da questa piccola nostra chiesa, dove si celebra ogni sabato la Santa Messa. Ebbene, il giorno 5 novembre ci sarà questa diretta con Radio Maria e stiamo preparando, organizzando una cosa bella, poter essere in comunione con tutti, in comunione di preghiera. Ma soprattutto abbiamo il nostro Ezio qui, che è un po' l'incaricato della chiesetta. E, che cosa ci puoi dire, Ezio? Dunque, un po' la storia della chiesetta. Siamo in che epoca è stata costruita? La chiesa, l'originaria, è stata ricostruita nei primi anni del 1600. Sì, epoca seicentesca, va bene. Dopo sono venuti i terremoti nel 1976, è stata rasa al suolo. E gli abitanti della borgata di Stalis hanno voluto ricostruirla lavorando anche con le proprie mogli che provavano a mangiare, ognuno metteva cemento, ferro e lavoro. Poi dopo sono arrivati un po' di contributi, hanno iniziato i lavori nel 1985 e nel 92 è stata consacrata da Monsignor Pietro Brollo. E quest'anno esattamente sono trascorsi 30 anni e il 2 di luglio abbiamo festeggiato il trentennale della sua consacrazione. Ogni sabato, come ha detto Padre Aldo, alle ore 18 viene celebrata la messa prefestiva in Gleseutta, sempre frequentata, e non è mai saltato un sabato. Ecco, grazie Ezio. Raccontaci anche un'altra cosa importante. Qui vicino c'è il centro ricreativo del Laser. Il Laser, che sarebbe un'associazione sportiva e ricreativa
che è stata fondata proprio più di 30 anni fa, e i cui componenti hanno ricostruito la chiesetta anche, Certo. dove è stato costruito il centro laser, che c'è un campo di calcio omologato, tante costruzioni, i campi di gioco, eccetera. È stato spianato, ci sono l'80% delle macerie della Gemona distrutta. Ecco. Ecco, in sostanza ci sono circa 18 metri di macerie Hanno sotto. riempito, diciamo, Riempito l'avvallamento. un avvallamento, ed è stato creato questo macerie, centro, sì. e così funziona. C'è un bellissimo parco giochi libero a tutti, un grande parcheggio, tranquillità in mezzo al verde, dove è molto frequentato dalle mamme con i bimbi, che non ci sono pericoli, insomma. E il 2 luglio, dopo la 2 Santa luglio, Messa, in concomitanza con la festa con la della Madonna festa della Pace, della ogni Pace, anno vengono organizzate 2 fine settimana, dal venerdì, sabato e domenica, per i festeggiamenti, e così si finanziano anche piccoli interventi nella chiesa o migliorie nel centro laser. Bene, grazie Ezio, magari lo andiamo a vedere il centro. Ed ecco allora il nostro centro ricreativo e giovanile, chiamato il Laser, è un'associazione di volontariato che hanno riempito, come ci spiegava il nostro Ezio, in modo molto preciso, hanno riempito questo avvallamento e hanno costruito sopra il campo sportivo, questa struttura, questo capannone per i giovani, per gli anziani, per le famiglie, per i bambini, insomma per tutti, come un bellissimo servizio sociale. Ed ecco la spiegazione di quello che abbiamo sentito. Questa pietra, responsabile del bene e del male, poggia su frammenti dell'antica Gemona uccisa per non dimenticare i travolti, perché Gemona riviva nella speranza di serenità e di sviluppo per il futuro dei figli. Ed ecco allora questo monumento, questa grande pietra, e qui possiamo vedere la struttura di questo importante servizio sociale ricreativo. Ed ecco l'area del campo sportivo, e da questa parte un campetto di pallacanestro. E poi lo sfondo del cielo in questa bellissima giornata, con un po' di vento, forse l'audio un po' disturbato. Ebbene, ecco il Quarnano, la grande montagna di Gemona. Ci sono anche questi tavoli nelle circostanze di incontro, di un convivio, di una festa, ecco, dove si può sostare, si può anche consumare qualcosa insieme, sempre nella fraternità e nella gioia. E qui anche i giochi per i più piccoli, per i più piccini, possono trovare uno spazio per loro, accompagnati dai genitori. Ebbene, cari amici, da qui, da questo luogo, da questo spazio, utilizzabile da parte di tutti gli abitanti e di tutte le persone che passano di qui, soprattutto durante l'estate, e soprattutto nelle giornate così belle come questa. Siamo in autunno, siamo verso la fine del mese di ottobre. Ebbene, da questo luogo, da Gemona del Friuli, in via Gleseute, da questo centro ricreativo, sportivo e sociale, creato dopo il terremoto del 76, con il materiale di tutte le case distrutte della città di Gemona,
stato costruito questo centro. Ebbene, vi ringrazio, vi saluto a nome anche degli altri stimatini di Gemona, di tutti gli stimatini di Gemona che sono passati da questi luoghi, in particolare padre Luigi Lanzilli, padre Giuliano Melotto. Ecco, un saluto a tutti voi, una buona giornata.